La pesca è un settore strategico per l'economia di Venezia e come tale deve essere tutelato. Nuovo appello del delegato del sindaco Alessandro Scarpa Marta. Il settore ha sofferto molto a causa del Covid e ora occorrono aiuti importanti e concreti per un vero rilancio. Alla pesca è legata la sopravvivenza di migliaia di famiglie tra Pellestrina, San Pietro in Volta, Burano e le altre isole della laguna. Bisogna intervenire urgentemente al più presto per quanto riguarda la seria problematica della pesca a Pellestrina e San Pietro in Volta. Ci sono migliaia di famiglie che lavorano ai pescatori, più l'indotto che ci gira attorno e bisogna al più presto trovare delle soluzioni, sia per la pesca di mare che per la pesca di laguna. Ricordo tra l'altro che i pescatori sono i primi a rispettare l'ambiente, a rispettare le regole. Infatti in questo periodo ci sono 5 mesi di fermo biologico. Serve perciò il sostegno nazionale. Quindi gli enti competenti devono riunirsi per dare una risposta al più presto, sia per quanto riguarda la pesca in laguna di Venezia, quindi la vongola verace e altri tipi di pesca, la pesca di mare. Andrebbe inoltre valorizzata di più tutta la produzione a chilometro zero. La pesca sia finalizzata per le famiglie dei pescatori di Pellestrina e San Pietro in Volta e quelli della nostra laguna, delle nostre isole, Burano, anche per avere più sicurezza, più controllo a chilometro zero del nostro prodotto, un prodotto di qualità. È inutile andare a comprare in altri posti o all'estero. Vogliamo appunto il prodotto di qualità, sano e genuino della nostra laguna, quindi che sia una pesca concentrata, appunto, dare posti di lavoro ai nostri cittadini di Pellestrina, San Pietro in Volta e delle nostre isole.